Francesco accolto a Panama da 2000 giovani. Durante il volo il Papa ha parlato di immigrazione dicendo «È la paura che ci rende pazzi». Oggi il via degli incontri alle 15:40 in diretta su Telepace. Entro febbraio saranno avviati i restauri alla cupola della Cattedrale di Chiavari. L'intervento complessivo del valore di 3,5 milioni di euro è suddiviso in 5 lotti. Raggiunto l'accordo sindacale per le tutele dei lavoratori di Aprica a Rapallo, ai 60 dipendenti ex Aimeri sarà applicato il contratto di categoria con la clausola di continuità in caso di nuovo appalto. Dopo la neve, giornata di vento forte, raffica da 143 km/h al lago di Giacopiane. Intanto prima lezione nell'aula tematica di Portofino per gli alunni che oggi non hanno potuto prendere il battello. Buongiorno a tutti, ha preso il via ufficialmente la 34esima giornata mondiale della gioventù. 2000 i giovani in festa che hanno accolto il Papa all'aeroporto di Panama. Durante il volo Francesco è tornato a parlare di migrazione e riferendosi al muro per fermare i migranti tra Messico e Stati Uniti ha detto «È la paura che ci rende pazzi». Poi l'atterraggio a Panama alle 16:30 locali, vediamo. Dopo 13 ore di volo, il Papa regala un primo sorriso a Panama mentre ancora attende di scendere dalla scaletta dell'aereo. 2000 i giovani che lo attendono con calore. Panama ti riceve con allegria, si legge in uno striscione, mentre le bandierine sventolano con gioia. Dopo il saluto al comitato di accoglienza e al presidente Varela, Francesco, prima di partire per l'annunziatura, si concede un momento di incontro con la folla, saluta, stringe le mani, bacia i bambini presenti. È il segno dell'entusiasmo che si respira nel paese per l'arrivo del pontefice. Sono 150.000 i ragazzi iscritti alla 34esima giornata mondiale della gioventù, il cui motto è «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Molti di loro salutano Francesco lungo tutti i 28 chilometri che separano l'aeroporto internazionale dall'annunziatura apostolica. La gioia alle stelle, come si vede dalle immagini del nostro volontario Andrea Musto. Oggi pomeriggio i primi appuntamenti ufficiali, alle 15:40 la visita al Presidente della Repubblica di Panama, alle 16:35 l'incontro con le autorità, il corpo diplomatico e la società civile, alle 17:15 l'incontro con i vescovi centroamericani e in serata infine alle 23:25 l'apertura della GMG nel campo di Santa Maria l'Antigua, il tutto sul canale 15 di Telepace. Ora veniamo sul nostro territorio. La Cattedrale di Chiavari necessita di un imponente lavoro di restauro interno. Il complesso degli interventi è stato presentato questa mattina. Si tratta di 5 lotti che coinvolgeranno l'area del presbiterio, la cupola, i 2 transetti e la navata. Il primo lotto, relativo alla cupola della Basilica, è di imminente realizzazione. Grazie ad una generosa offerta, entro la fine di febbraio potranno essere allestiti i ponteggi. I lavori per questa porzione della chiesa dovrebbero concludersi entro l'anno. Sentiamo. Il primo significativo lotto di lavori per il restauro conservativo interno della chiesa cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari riguarderà la cupola. Già entro la fine di gennaio la ditta Gerso, che si occupa dell'intervento, è in grado di allestire la suggestiva impalcatura che si leverà sino a 40 metri di altezza. Dapprima verrà montata un'impalcatura, un sistema di ponteggio a piramide fino appunto a coprire tutta la superficie della cupola, che durerà circa un mese, ragionevolmente nel mese di febbraio, e poi partirà il lavoro vero e proprio di restauro, di recupero artistico della cupola, quindi presumiamo che questo primo lotto di intervento dovrebbe concludersi entro il fine dell'anno. La cupola, danneggiata da un incendio ricostruita
costruita nell'Ottocento, porta i segni degli anni e delle infiltrazioni di umidità. L'intervento sarà sostanzialmente un intervento di bonifica e di consolidamento, pulitura e di ripristino di quello che è l'apparato decorativo, affinché possa non essere soggetto a fenomeni di distacco, di degrado e di disgregazione, come potrebbe esserlo nel momento in cui l'umidità continua la sua azione. Complessivamente sono 5 lotti di intervento in messa a progetto per un importo totale di 3,5 milioni di euro circa. La partenza del primo lotto di lavori è stata resa possibile grazie ad una donazione importante. Il costo di questo intervento è di 440-50 IVA compresa, che cifra che è stata erogata dal Cavaliere Arvedi. Ha voluto farci questo dono e noi di questo lo ringraziamo tantissimo. Nel periodo di installazione delle impalcature la cattedrale resterà chiusa dal lunedì al venerdì. Per i fedeli tuttavia verrà offerta la possibilità di preghiera e di celebrazione dei sacramenti. In alternativa, come possibilità di offerta di spazio di preghiera, viene proposta la cappella del seminario che è accanto alla chiesa cattedrale. Ora i temi del lavoro, andiamo a Rapallo. È rientrato lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi dai sindacati a difesa dei lavoratori ex Aimeri. Con l'ingresso della nuova società che dal 1° febbraio gestirà l'appalto dei rifiuti in città, Aprica, non erano state rinnovate alcune garanzie nei confronti dei 60 dipendenti assorbiti. Ieri tuttavia un tavolo di confronto si è concluso positivamente. Sentiamo Andrea Capitani. Al termine di una lunga trattativa siamo riusciti a trovare un accordo, e questo accordo prevede che tutti i lavoratori siano assunti da Aprica, cioè dall'azienda mandataria, e gli verrà applicato a tutti i lavoratori il contratto di settore dell'igiene ambientale. Quindi abbiamo tutelato sia il valore economico e sia la sicurezza del posto di lavoro, con il famoso articolo 6, quello che prevede la garanzia del posto di lavoro anche nel caso che cambi l'appalto. Questo appunto è importante in fase di un nuovo appalto, c'è la clausola che prevede che i lavoratori vengano assunti dal nuovo soggetto che eventualmente dovrà intervenire. Assolutamente sì, è stato un accordo importante, un accordo che avrà riflessi anche a carattere nazionale per tutelare tutto il settore, tutelare un contratto che stiamo rinnovando proprio in questo periodo e che permette ai lavoratori del comparto di avere sia un reddito sufficiente e sia la sicurezza del posto di lavoro, cosa importantissima. La cooperazione, che sicuramente è un altro settore valido, è importante ma per i lavoratori disagiati, ma questo è un altro discorso, e se in futuro dovranno essere inserite delle persone inserite in quelle categorie, noi siamo disponibili a ulteriori accordi. Adesso tutto pronto per partire con l'appalto, il 1° febbraio ci sarà il passaggio di consegne? Sì, il 1° febbraio, tra l'altro nel corso di questo incontro ci hanno anche spiegato come funzionerà il nuovo appalto, e questa ditta farà investimenti che arrivano ai 5 milioni. I lavoratori avranno una sede nuova e moderna, sicuramente all'altezza del compito che devono svolgere, ci saranno tutti i mezzi nuovi e quindi sicuramente un passo avanti anche per migliorare il servizio nel comune di Rapallo. Siamo al meteo. Dopo la neve oggi è il vento il fenomeno più significativo in Liguria. ARPAL ha emanato l'avviso per venti di burrasca forte da nord su tutta la regione. Saranno possibili raffiche sino a 100-120 km/h, in attenuazione però dal pomeriggio. Questa mattina al lago di Giacopiane si sono raggiunti 143 km/h. Nelle prossime ore attenzione anche al disagio fisiologico per freddo, e sempre questa mattina il valore più basso a Pratomollo con meno 8,4 gradi. Attenzione anche alle possibili gelate notturne. E proprio a causa del vento e delle non buone condizioni del mare sono rimasti a Portofino i 6 alunni delle scuole che dal crollo della provinciale 227 raggiungono gli istituti di Santa Margherita Ligure in Battello. I bambini dunque questa mattina sono rimasti nel borgo, però hanno potuto comunque fare lezione nell'aula tematica allestita all'interno del teatrino e inaugurata pochi giorni fa. Scopriamo dunque come funziona. Che tipo di tecnologia è stata usata qui al Teatrino di Portofino? Abbiamo creato un punto partendo dalla scuola di Santa Margherita, perché ovviamente dovevamo trasmettere da lì. Abbiamo utilizzato delle radio
in ponte megahertz 5,8 e abbiamo trasmesso da Santa Margherita su al Santuario Montallegro, di rimando a Castello Brauno, e abbiamo trasferito qui al teatrino per avere le immagini e l'audio in tempo reale. Non c'è ritardo nelle comunicazioni tra i bambini e la scuola? Esattamente, l'audio e il video arriva in tempo reale, e per quello che abbiamo usato come tecnologia è come avere la fibra, perché le radio si chiamano Airfiber e quindi trasmettiamo con una potenza di 450 mega e quindi il segnale arriva in tempo reale. I suoi insegnanti che cosa hanno detto? Come si sono adattati a questa novità? Io direi bene, come tutti i progetti un po' sperimentali, anche questo è stato condotto con parecchia velocità e il coinvolgimento sinceramente da parte mia non è stato totale da parte degli insegnanti, perché avevo bisogno di fare le cose insomma con una certa celerità. E quindi coinvolti anche diciamo un po' all'ultimo hanno reagito molto positivamente, come di solito fanno, anche perché hanno visto che dietro poi insomma c'è il bene dei bambini. Un esperimento, quello di Portofino, che può essere replicato anche in altre situazioni. Un esperimento che può essere replicato in altre situazioni in caso di necessità, una possibilità che può andare oltre l'emergenza, anche perché l'esperimento di Portofino ha la caratteristica di aver coagulato intorno alla scuola l'interesse di tutta la comunità di Portofino e quindi ha creato le premesse perché, al di là della durata di questo esperimento, che comunque si rende necessario ed è importante che venga realizzato adesso, dicevo, pone le premesse per una sua continuazione eventualmente nel futuro. Andiamo a Sesti Levante. Il consigliere di minoranza Marco Conti esprime preoccupazione per lo stato di degrado in cui versa la passerella pedonale che conduce al porto, che ha subito danni nel corso della mareggiata di fine ottobre 2018. Secondo la ricostruzione che Conti ha affidato ad un'interpellanza, la passerella avrebbe presentato problemi fin dagli anni successivi alla sua costruzione, tanto da rendere necessario un intervento straordinario di manutenzione 2 anni fa. Ora, alla luce della mareggiata, Conti chiede che venga effettuata una perizia tecnica per garantire la sicurezza della struttura e dei pedoni che vi transitano e che vengano certificati i termini del contratto con l'impresa che l'ha realizzata e che 2 anni fa ha curato appunto la manutenzione. Ora spazio all'economia. Come sapete è stato approvato con il decreto legge del 17 gennaio il reddito di cittadinanza. Con i dati di Giovanna Copello vediamo dunque i dettagli nella scheda della settimana. Sarà pienamente operativo da aprile il nuovo reddito di cittadinanza introdotto dal governo con il decreto legge approvato il 17 gennaio. Il sussidio sarà riconosciuto ai singoli e ai nuclei familiari che risultino inoccupati, disoccupati o con un reddito al di sotto dei 780 euro mensili. Dovranno però possedere alcuni requisiti richiesti dalla legge: cittadinanza italiana o di paesi dell'Unione Europea, permesso di soggiorno di lungo periodo, residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, un ISEE non superiore ai 9.360 euro, patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione non superiore ai 30.000 euro e un patrimonio finanziario non superiore ai 6.000 euro o 20.000 per le famiglie con persone disabili. Il beneficio economico non sarà inferiore ai 480 euro netti e si compone di 2 elementi: una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, una componente a integrazione del reddito delle famiglie che vivono in affitto pari all'ammontare del canone di locazione annuo fino a 3.360 euro. Il reddito di cittadinanza si potrà richiedere direttamente all'ufficio postale che in via telematica oppure ai CAF. L'INPS verificherà se sia in possesso dei requisiti. Se ciò fosse, il sussidio sarà erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane e non sarà possibile utilizzarla, ad esempio, per il gioco d'azzardo. La card permetterà di effettuare prelievi in contanti entro un tetto mensile di 100 euro per singolo individuo. Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contattato dai centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare. I soggetti interessati dovranno seguire percorsi di formazione ed effettuare lavori di pubblica utilità. Chi è adeguatamente formato dovrà siglare il patto per il lavoro con un centro per l'impiego o un'azienda per il lavoro. Chi invece ha bisogno di ulteriore formazione dovrà siglare il patto per la formazione con enti appositi bilaterali, enti interprofessionali o aziende. Non potranno essere rifiutate più di 3 proposte
posti di lavoro congrue, vale a dire in linea con il curriculum e all'interno di un certo raggio chilometrico dalla residenza del beneficiario. Se ciò avvenisse, vengono meno i requisiti per accedere al provvedimento. Domani, 25 gennaio, saranno 3 anni dalla scomparsa del giovane ricercatore Giulio Regeni, rapito e torturato in Egitto. L'associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, promuove un'iniziativa per tenere alta l'attenzione sulla vicenda ancora ben lontana da una soluzione. Venerdì dunque si terrà una fiaccolata a Chiavari con partenza alle 17:30 da Piazza Mazzini. Seguirà un incontro pubblico all'Auditorium San Francesco con il giornalista della Stampa Domenico Quirico, che a partire dalle 18 parlerà dei diritti umani violati. E si è svolta a Genova la seduta solenne del Consiglio regionale per ricordare le vittime della persecuzione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. In aula, dopo il saluto del Presidente del Consiglio, ha tenuto l'orazione ufficiale Roberto Jaracht, Presidente della Fondazione del Memoriale della Shoah di Milano. Jaracht ha ricostruito il percorso normativo che portò alla promulgazione delle leggi razziali in Italia e alle misure conseguenti, sottolineando però anche il lungo cammino per l'abolizione completa di quel complesso quadro normativo. Nella seconda parte della seduta c'è stata la premiazione degli studenti vincitori dell'11ª edizione del concorso 27 gennaio, Giorno della Memoria, indirizzato agli allievi degli istituti di scuola media superiore della Liguria e finanziato attraverso la legge 9 del 16 aprile 2004 dal Consiglio regionale. Il prossimo mese, tra il 17 e il 21 febbraio, i ragazzi visiteranno i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con lo sport. Prima gli italiani, ma i pescatori no. Via le navi dalle acque internazionali, i nostri pescherecci non hanno più la protezione. Missione Sofia scontro tra il governo italiano e quello tedesco, e poi a Carra di Castelnuovo proteste e solidarietà per il centro che sta svuotandosi di immigrati, di ospiti. Venezuela. Su spinta degli Stati Uniti, Guaidó si proclama presidente al posto di Maduro. Caracas, Trump forza il cambio. Terra dei fuochi, calano gli incendi, meno 25% e roghi più sequestri nelle aziende in Campania. E poi c'è tensione nella maggioranza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, lita sulle trivelle, il ministro Costa: potrei dimettermi. Il Papa dice la paura porta i muri e fa pazzi. E poi un reportage di Avvenire, la lezione che viene oggi da Auschwitz. Passiamo al secolo XIX, l'omaggio di Mattarella a Guido Rossa, i terroristi in fuga scontino la pena, sdegno a Genova per le scritte contro l'operaio, il Viminale chiede a Parigi di estradare i latitanti, il capo dello Stato, la ricostruzione del Morandi priorità nazionale e invoca la sicurezza sul lavoro, la commemorazione ieri a 40 anni dall'omicidio per mano delle BR del operaio sindacalista Guido Rossa, le testimonianze, le voci dei lavoratori pronti a seguire l'esempio di Guido. Conte alla Francia, su Fincantieri atteggiamento troppo ambiguo, serve l'Europa del popolo. E poi nel nostro territorio, neve nel Levante, Santo Stefano vuole aprire le piste e il liceo Luzzati chiude le porte al linguistico, mancano gli spazi. Vediamo sul Levante, non esistono spazi nel nostro liceo, a dirlo è il preside Gianfranco Spaccini, che scrive al sindaco metropolitano Bucci, al delegato Celle e all'assessore regionale Cavo: siamo già stretti noi. E sempre dal Levante siamo sulle alture di Recco, a Uscio, consiglieri, presidente del consorzio del Rio Marsiglia, allarme percolato nella discarica di Rio Marsiglia. Il neopresidente scrive ai sindaci del consorzio: rischio di ricaduta sull'ambiente, servono interventi di completo risanamento e messa in sicurezza del sito. Dice il consigliere neopresidente di Rio Marsiglia: io non sono un politico, se ci sono ostacoli vanno superati, non si può fare finta di niente. Ma adesso la linea passa a Genova per sentire e vedere quali sono i principali argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 4 di domenica 27 gennaio. In apertura, muri e mari. Nell'editoriale di questa settimana, dedicato alla questione dei migranti, il direttore Monsignor Silvio Grilli passa in rassegna tutti i più grandi muri della storia, che hanno diviso nei secoli territori e popoli. Ma oggi, scrive Monsignor Grilli, ci sono altri muri che dividono i popoli dei paesi ricchi dai popoli in fuga da guerre, carestie, fame e persecuzioni. Sono i mari, e tra questi soprattutto il Mediterraneo, cimitero dei migranti. Ma il più alto muro da abbattere
È quello in costruzione nella testa e nel cuore di chi vuole tenere lontani dalla nostra terra coloro che sono disposti a rischiare la morte piuttosto che accettare una vita senza alcuna prospettiva nei loro paesi d'origine. Di fronte a tutto ciò, conclude Monsignor Grilli, non riusciremo mai a farcene una ragione. E al centro l'attenzione al cammino diocesano per quest'anno, puntata sul tema dell'Eucarestia, sui giovani e sul cammino vocazionale. Di spalla 2 importanti appuntamenti per la diocesi. Mercoledì 30 gennaio alle 18 in San Lorenzo, l'incontro di Cattedrale Aperta sul tema La città ideale, con la partecipazione del giornalista Giuliano Ferrara e di Lorenzo Ornaghi. E sabato 26 gennaio i giovani della diocesi si ritroveranno in seminario per seguire in diretta da Panama la veglia guidata da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. Infine, in taglio basso, una testimonianza della Società Missioni Africane su padre Gigi Macalli, rapito 4 mesi fa in Niger e di cui non si hanno ancora notizie. Come sparlare nel web, il titolo dell'incontro in programma questa sera nel Salone di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Il relatore sarà Stefano Pasta, docente al Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autore del libro Razzismi 2.0. Pasta tratterà di social network, razzismi e odio e della sfida educativa dell'incontro con l'altro. L'inizio alle 20:45, la serata è aperta a tutti ed è promossa dall'Azione Cattolica Diocesana. Ora andiamo in redazione per le ultime notizie, c'è Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Un aggiornamento sul vento forte che sta soffiando sul nostro territorio. I distaccamenti di Chiavari e di Rapallo dei Vigili del Fuoco non segnalano particolari problemi. Più difficoltà invece per quanto riguarda il capoluogo ligure, dove il vento forte sta soffiando dalle prime ore della giornata e ha causato diversi danni ad alberi e cose e hanno richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Le chiamate sono state infatti a Genova numerose. I soccorsi per lo più di natura tecnica hanno riguardato il taglio di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di oggetti come persiane, tegole e cartelli. E si segnala a questo proposito l'intervento per la messa in sicurezza di una grossa insegna pericolante che minacciava la caduta sul tratto di strada che collega con il casello autostradale di Genova Pegli. Lo stesso è stato chiuso per diversi minuti, il tempo tecnico necessario alla messa in sicurezza appunto di questo cartellone che minacciava di cadere. Il tratto, l'accesso al casello è stato ripristinato intorno alle 11 di questa mattina. È tutta, a te la linea. Bene, grazie. Concludiamo con lo sport, andiamo in Serie C, parliamo di calcio, campo al limite dell'impraticabilità e primo gol dell'Olbia in presunta posizione di fuorigioco. Sono le critiche mosse dal direttore generale della Virtus Entella dopo la terza sconfitta stagionale maturata ieri in terra sarda. L'intervista. Una gara molto difficile, con un campo in condizioni quasi di impraticabilità che ci ha messo in imbarazzo sin dall'inizio, visto anche le nostre caratteristiche. L'Olbia, che è una squadra che oggettivamente è in buone condizioni, sta bene, lo aveva dimostrato anche domenica scorsa a Bussarsizio, ha giocato una buona gara, è sembrato a tratti interpretare meglio le condizioni difficili del campo e anche atmosferiche. Nonostante questo siamo giustamente pervenuti al pareggio dopo essere andati in svantaggio su un gol in presunta posizione di fuorigioco. E poi nel secondo tempo la partita è stata equilibrata, le due squadre hanno tentato di vincerla entrambe, purtroppo è stato più bravo l'Olbia che ha siglato il gol del 2-1 a poco dalla fine. Purtroppo in trasferta le gare sono queste, sono gare di battaglia, difficili, dove c'è grande agonismo e in certe situazioni purtroppo capita di soccombere. È una sconfitta pesante, fortunatamente arriva dopo una vittoria molto importante di Arzachena, quindi bisogna immediatamente voltare pagina, preparare la gara di Cuneo, perché nell'ottica delle 3 gare in una settimana è importante girare subito pagina e preparare la partita successiva.
Si conclude qui il telegiornale, ricordo gli appuntamenti in diretta oggi pomeriggio da Panama per la 34esima GMG con Papa Francesco, l'inizio alle 15:40 sul canale 15 di Telepace. E invece questa sera alle 21:10 una nuova puntata di Sana Sanità che è dedicata alla diabetologia. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.